Eccoci mister, una domenica un po' amara per voi, venivate da un secondo posto in classifica e avete preso 2 pali durante la gara e avete preso anche questo gol verso la fine. Cos'è che è andato storto? No, abbiamo giocato, sicuramente abbiamo fatto noi la partita, ma abbiamo creato troppe occasioni, troppe occasioni da gol, perché nel calcio purtroppo chi sbaglia troppo alla fine paga, ed è quello che è successo oggi. Noi abbiamo preso 2 pali, abbiamo creato 5-6 occasioni da gol, purtroppo quando non la metti dentro poi paghi, e abbiamo pagato a caro prezzo perché abbiamo preso su un impallo, c'è stato questo gol che poi alla fine c'era anche poco tempo per rimediare, insomma, perché mancavano pochi minuti alla fine. I vostri programmi, visto che vi trovate così in alto a questo punto, cambia non qualcosa? Cambia assolutamente niente, siamo partiti per salvarci e rimane il nostro obiettivo. Una volta raggiunta la salvezza, vediamo cosa possiamo fare, ma non è che una vittoria o una sconfitta cambiano i programmi, assolutamente. Allora, spendiamo una parola per l'avversario, il Portogruaro, come Sì. l'ha visto? Io immaginavo proprio una partita così, una partita combattuta, sapevo che il Portogruaro era una squadra fisica, una squadra con giocatori di categoria, ex professionisti, quindi mi aspettavo proprio una partita così, sapevo che avevano dei problemini, che lottavano su ogni pallone e che appunto la partita me la mangiavamo proprio così. Purtroppo abbiamo sbagliato troppo. Allora concludiamo con una battuta, lei ha detto bravi ai suoi ragazzi lo stesso a fine partita. Certo, è chiaro che non è che possiamo continuare a giocare così, perché creare troppo e concludere poco non va assolutamente bene, perché dobbiamo essere anche più concreti se vogliamo rimanere nella parte alta della classifica. Comunque mi complimento col mister avversario, che so che è arrivato da poco, lo conosco da tempo e gli auguro buona fortuna. Insomma. Grazie mister.